È già acceso? Buongiorno a tutti, grazie per le presenze, grazie per i nostri ospiti, Arrigo Balti e Maria Cristina Strocchi, gli autori di questo testo, libro molto interessante che vede anche me, involontariamente per me, protagonista di una disamina da parte degli autori. Liberi di obbedire, questo è il titolo che presentiamo oggi qui grazie al Consiglio regionale del Veneto e credo che questo sia un libro da leggere soprattutto su tre piani distinti ma intrecciati tra loro. Il primo è sicuramente quello del piano politico-civile. Liberi di obbedire ci ricorda che nelle democrazie mature il potere non si impone con la forza, si esercita attraverso il consenso e il consenso si costruisce con le narrazioni, con il linguaggio, con ciò che viene percepito come normale. A un certo punto del libro si legge: la manipolazione più efficace è quella che non si percepisce come tale perché coincide con ciò che abbiamo già deciso di credere. È una frase che andrebbe riletta più volte perché dice una cosa semplice e scomoda. Non siamo vittime passive, partecipiamo spesso inconsapevolmente alla costruzione delle cornici dentro cui noi pensiamo. Il secondo piano è quello culturale. Arrigo Balti analizza come il senso comune si forma e si consolida, come alcune parole sostituiscono altre, come il linguaggio pubblico non descrive soltanto la realtà ma la orienta. È un'analisi che ci riguarda tutti: media, politica, società civile, tre ambiti che ovviamente si intrecciano quotidianamente. Il terzo piano, ed è qui il contributo di Maria Cristina Strocchi che è fondamentale, è quello psicologico. Il resto, Maria Cristina, lo fai per mestiere, quindi è il tuo lavoro. Il libro, cioè Maria Cristina in particolare, affronta il tema con la lente della psicoterapeuta, ci ricorda che la manipolazione non è solo un fatto politico o mediatico, ma una dinamica relazionale. Il bisogno di appartenenza, il timore dell'esclusione, la ricerca di sicurezza sono dimensioni umane profonde. Non è debolezza, è struttura. Il libro tiene insieme sistema e individuo, potere, psiche, struttura e responsabilità personale. Qui è il punto centrale. Nella politica attuale, non solo nazionale ma europea, assistiamo a una crescente polarizzazione. I social amplificano le identità, irrigidiscono le posizioni, trasformano le opinioni in appartenenze. In questo contesto la costruzione del consenso è ancora più rapida, più emotiva, più immediata. Non è un giudizio morale, è una trasformazione strutturale. Per chi ha responsabilità pubbliche questa riflessione è particolarmente importante, perché governare significa orientare, ma orientare richiede misura e consapevolezza. Il confine tra leadership e influenza è sottile, molto sottile e non sempre visibile. Il merito di questo libro è che non divide il mondo in manipolatori e manipolati, non propone una visione paranoica del potere, propone piuttosto una vigilanza critica. In un tempo in cui la parola libertà è spesso evocata come slogan, qui viene restituita la sua dimensione più impegnativa, la responsabilità di capire come si forma il nostro consenso. Ed è forse per questo motivo per cui presentarlo in una sede istituzionale ha un significato particolare. Le istituzioni non devono temere l'analisi del potere, devono praticarla. Perché una democrazia solida non è quella che elimina il consenso, è quella che lo costruisce senza nasconderne i meccanismi. Quindi io vi ringrazio per questa occasione, avremo modo sicuramente di confrontarci nei prossimi minuti su un tema anche di stretta attualità, perché naturalmente quello che viviamo tutti i giorni attraverso l'informazione pubblica lo conosciamo, e quindi un buon lavoro, un buon dibattito. Io mi accomodo tra i nostri ospiti per ascoltarvi. Grazie. Vediamo, sì, funziona. E allora inizio io questa presentazione. Allora, è un libro che, come ha detto giustamente Francesco, che parla del potere.
perché la manipolazione è una forma per gestire e utilizzare un potere sugli altri. E quando Cristina 6 mesi fa mi raccontò che aveva degli appunti sulla manipolazione, ovviamente dal punto di vista psicoterapeutico, e mi chiese se volevamo fare lavorare su questo testo assieme, accettai volentieri perché l'argomento è particolarmente stimolante, non solo dal punto di vista psicoterapeutico, ma dal punto di vista del nostro quotidiano, perché comunque la manipolazione ha molto a che fare con il potere ha molto a che fare con le persone e le persone hanno molto a che fare con la politica. E non è un caso che siamo qui, non è soltanto per diciamo, rispetto istituzionale e la cortesia del vicepresidente, è proprio una scelta di campo, perché parlare di manipolazione significa parlare di potere in un mondo in cui la manipolazione è quotidiana. Dopo vi leggerò alcuni passi che raccontano quello che vi sto adesso illustrando, però partiamo con alcune domande a Cristina, perché il libro parla sostanzialmente di 2 punti di vista sulla manipolazione: quella che avviene nei rapporti personali, quindi i rapporti di coppia, le relazioni tra le persone, i rapporti genitori-figli, dove la manipolazione è quotidiana, da una parte e dall'altra, e poi la parte invece che ho curato più specificamente io, e che è legata invece al rapporto tra la politica e la manipolazione, cioè come viene attuata oggi questo tipo di tecnica e anche le modalità attraverso le quali si estrinseca questa tecnica. Io ho preso anche alcuni esempi che sono di leader nazionali o internazionali. Trump la fa in un modo, Giorgia Meloni la mette in pratica in un altro, Schlein in un altro ancora, ma nel caso Veneto ho preso 3 esempi, 3 persone che conosco, che osservo da tanti anni. Uno è qui, è Francesco Rucco, che ho avuto modo di osservare nelle sue tecniche da sindaco e oggi da consigliere regionale, Luca Zaia, che non ha bisogno di presentazioni, e Giacomo Possamai, che è l'attuale sindaco di Vicenza, che succede a Francesco Rucco alla guida della città. Quindi sono 3 stili, 3 modalità diverse di cui dopo vi parlerò, ma non voglio parlare solo io, facciamo parlare Cristina. Allora Cristina, la manipolazione nella coppia. La manipolazione è un potere che tutti abbiamo. Tutti possiamo essere manipolatori e manipolati. E da dove nasce questo? Dall'educazione che noi abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia, che a sua volta è stata influenzata dalla società, dalla religione, quindi tutti abbiamo questo potere. L'importante è rendersene conto quando lo esercitiamo e quando gli altri lo esercitano su di noi. Vorrei però fare una piccola puntualizzazione, cioè la differenza tra manipolazione, persuasione e seduzione. La manipolazione è quella che viene attuata quando la persona capisce le debolezze dell'altro, i punti quindi critici, e li usa a suo esclusivo vantaggio. Quindi è uno scopo puramente egoistico e questo fa molto male. Poi abbiamo la persuasione, che invece è quella capacità che noi abbiamo e che si ha di convincere l'altro che è meglio per lui fare un'altra cosa.
quindi sfrutta un po' il fatto che la persona ha bisogno di seguire un'autorità e di appartenere a un gruppo. In questo caso diciamo che il vantaggio non è egoistico, ma è comune, non sempre, ma nella maggior parte dei casi. La seduzione invece ha due aspetti: quella in cui io voglio esercitare il potere sull'altro cercando di lisciarlo, di trovare il modo di portarlo verso di me, e quindi è simile alla manipolazione. Oppure la seduzione, quella sessuale, in cui uno per motivi passionali seduce un'altra persona. Detto questo, la manipolazione nasce da paure che tutti gli esseri umani hanno. La prima, la paura di rimanere soli, rifiutati, criticati, ignorati, esclusi e non notati, perché noi viviamo in una cultura dell'immagine dove dobbiamo essere notati, avere il like e tutte queste cose qui. Quindi una persona può manipolare per paura. L'altra paura è quella di perdere il controllo, ossia la persona che in una relazione di amore, di amicizia familiare ha paura di perdere il controllo dell'altro e quindi esercita il potere. Quindi alla base della manipolazione quindi c'è la paura e uno riesce a liberarsi da questa tela solo quando si dà il permesso di essere libero e di lasciare libero l'altro di seguire le sue aspirazioni, i suoi bisogni, cercando quindi di non volere avere un assoluto controllo su di lui o su di lei. Questo, il titolo, Liberi di obbedire, no? Ovviamente è un gioco di parole, come potete anche intuire da soli, è perché noi spesso quando obbediamo magari ci sentiamo liberi, ma come facciamo a capire che non lo siamo? Esatto, come facciamo a capire? Prendendoci del tempo per riflettere. Perché vedete, la manipolazione non avviene solo in modo negativo. Tipo, il manipolatore cosa fa? Può isolarti dalla famiglia, dagli amici, per avere più potere. Il ghosting. Può usare, può sparire, può dire che tu magari non ti ricordi che lui te l'aveva detto, che sei tu che stai perdendo colpi, il gaslighting. Può anche naturalmente colpevolizzarti nella coppia, nella famiglia, nelle amicizie, è colpa tua. E qui c'è tanta gente che ci marcia. Oppure ti svaluta e non sei mai abbastanza e potevi fare meglio. Ma ci sono anche dei sistemi più subdoli che sembrano invece belli. Tipo la persona che vuole controllarti ti telefona spesso, ti manda messaggi e tu scambi l'attenzione per... in realtà è controllo. Oppure può farti dei doni costosi in modo che poi ti obbliga a essere grato. Può presentarsi come salvatore e aiutarti anche quando tu non glielo hai chiesto, per poi presentarti il conto. Quindi, come dicevi giustamente, Arrigo, bisogna imparare a riflettere, a prendersi del tempo per riflettere, smettere di correre, perché noi siamo in una società, viviamo in una società che corre
e che ti riempie di informazioni, per cui la tua lavagna è talmente piena che non capisci più niente. Bisogna fare spazio. Scusa Cristina, però prendersi tempo va bene, ma supponiamo che io sia un po' non tanto intelligente e non tanto riflessivo. Io mi fermo, mi prendo un po' di tempo, ma non capisco che sono manipolato da Francesco Rucco, per esempio, no? Come faccio? Cioè, ci sono dei trucchi, ci sono dei test, ci sono delle ricette per capire che, non so, faccio questo e capisco se sono o non sono manipolato da Rucco. Ho preso Rucco perché così non si Allora, offende nessuno. una cosa importante da fare, oltre a prendersi del tempo per riflettere, è ascoltarsi. Perché la persona che è manipolata non sta bene, non prova emozioni positive. Quindi l'emozione ci permette di capire: sto bene, non sto bene, quello che mi ha detto questa persona mi fa star bene, mi fa star male. Comunque ci vuole tempo. Chiedersi perché questa persona mi sta facendo tutte queste telefonate, regali, mi sta aiutando senza che io gliel'abbia chiesto. Senso critico. E quindi solo così, e anche avendo un gruppo di amici con cui si hanno affinità. Basta anche un amico, due, con cui potersi confrontare, perché da soli si fa molta più fatica e è più facile rimanere intrappolati in legami Ma tu sai che patologici. spesso quando l'amico ti dice guarda che Rucco ti sta manipolando, tu te la prendi con l'amico, Se non perché si... ti dice una cosa come dire, che ti fa soffrire in un certo senso, no? Però, ti dice una cosa che ti esatto, obbliga a riflettere e a metterti in discussione o a mettere in discussione un altro rapporto. esatto, quindi non dobbiamo avere paura di Decidere essere... chi fidarsi. Eh? E decidere di chi fidarsi. E decidere. Anche dell'amico che ti dice cose scomode. Esatto, l'amico che ti dice cose scomode lo fa perché ti vuole bene. Quindi non farsi sempre lisciare il pelo, perché quello che ti fa 3000 complimenti e non ti dice le cose che non vanno bene non è un amico, è un manipolatore. Grazie. Adesso però voglio io fare una domanda a te, caro Arrigo. Come avviene la manipolazione nella politica? Giusto per non sbagliare, leggo un passo del libro che abbiamo scritto. È breve, non è molto lungo. I leader attuali, Donald Trump, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Elly Schlein, che sono più diversi di quanto appaiano, più simili di quanto credano, hanno intuito che la politica non può più essere un discorso, deve essere un habitat emotivo. Trump ha offerto agli americani il mito di un'epica smarrita, Meloni la promessa di una casa simbolica per chi teme di essere espulso dalla storia. Salvini la sensazione che la politica sia un reality quotidiano in cui ciascuno può identificarsi. Schlein il conforto di rappresentare una minoranza che rassicura chi si percepisce fragile o escluso. La politica, insomma, non è più programma, è narrazione, è personaggio, è un continuo streaming della nostra piattaforma preferita. E passiamo agli esempi e ai profili di come viene attuata. Il Veneto diventa un laboratorio sorprendente, è una terra che si racconta solida, ma che proprio per questo è emotivamente porosa. Terra che parla di efficienza, che vive di riti, terra che celebra la concretezza, ma che ha bisogno, come poche altre, di narrazioni consolatorie. Nel Veneto la manipolazione non si manifesta mai come rottura, è sempre molto dolce, molto delicata.
ma come continuità. È un fiume carsico che scorre sotto la superficie della normalità. E per capirla abbiamo scelto di osservare 3 figure che negli ultimi anni ne hanno incarnato le forme più riconoscibili. Come dicevamo, Zaia, Possamai e Rucco. Non sono, come si potrebbe pensare, 3 varianti dello stesso stile politico, ma 3 risposte emotive diverse allo stesso trauma collettivo, la paura di non riconoscersi. Luca Zaia è il potere come appartenenza. La sua forza non deriva da ciò che dice, ma da come ti fa sentire. La politica in lui non è un dispositivo amministrativo, ma un gesto quasi intimo. Non parla dall'alto, ma dal fianco. Non seduce con promesse, ma con rassicurazioni. È la versione politica del PR di provincia che negli anni '80 ti faceva entrare in discoteca perché ti conosceva. Zaia è quell'amico che sembra non giudicarti mai, che riconosce ogni volto, anche quando non lo ricorda, che costruisce una comunità emotiva fatta di complicità, non distruttive. È una forma di manipolazione, se vogliamo chiamarla così, sofisticata perché non chiede, concede, include. Freud avrebbe detto che nella massa ciascuno si sente amato dal capo più di quanto ami se stesso, ed è esattamente l'effetto che produce Zaia. Esatto, direi. Giacomo Possamai, al contrario, non offre calore, offre tregua. La sua è una leadership post-traumatica, figlia di un tempo in cui la politica non serve a guidare ma a contenere, non rassicura con il tono ma con il metodo, non crea comunità ma ordina la complessità, è l'ingegnere emotivo della città, il tecnico che prende l'ansia e la restituisce sotto forma di dossier. Le crisi diventano processi, le richieste procedure, i conflitti tavoli. È la trasposizione amministrativa della massima di Kafka, la burocrazia è il tentativo di rendere sopportabile l'esistenza. Quindi Possamai opera una manipolazione per sottrazione. Esatto. Disinnesca, anestetizza, depura. Non crea entusiasmo, ma crea appunto la tregua. E veniamo a Rucco. Rucco rappresenta una terza forma di manipolazione, l'ordine come nostalgia. Non l'ordine muscolare degli anni '90, non la sicurezza come bandiera ideologica, ma un ordine discreto, un po' democristiano, che non vuole essere notato, non vuole disturbare, ma comprendere. Rucco è la continuità come virtù, è il silenzio come metodo, è l'autorità che non si mostra, ma si avverte come un'abitudine. In lui vive ciò che Pasolini descriveva come la democrazia cristiana che governa con l'aria, un potere che esiste proprio perché non si dichiara, che rassicura perché non disturba, che domina perché non agita. Insomma, la manipolazione di Rucco è atmosferica, non interviene sulle opinioni, interviene sul clima, non crea una comunità ma crea il recinto. È il politico che non apre ma custodisce, che non rischia ma conserva, che non entusiasma ma non spaventa. È la forma di potere che la Arendt avrebbe definito post-violenza, non reprime ma scompone la possibilità del cambiamento. È un po' 3 figure, ovviamente 3 punti di vista su diversi... Che fanno leva chiaramente sui bisogni. Che fanno leva sui bisogni pubblico, emotivi soprattutto. Emotivi, perché le persone hanno dei bisogni che vanno sostenuti. Allora tu prima mi chiedevi come si fa a non farsi manipolare? Intanto rallentare, poi cercare di chiedere precisazioni. Senti, tu mi hai detto, per esempio, che io sono esagerato. Mi puoi spiegare cosa intendi? Oppure mi stai dicendo che sto andando via di testa? Puoi essere più specifico? Capite? Perché è nel portare sull'esempio che è più facile
essere liberi di obbedire, perché è così che un po' sfuggiamo al manipolatore. Questo vale anche per gli esempi che facevamo prima, cioè la politica, no? Sì. Perché come facciamo noi a capire quando un leader nazionale o locale ci sta manipolando, ci sta facendo una narrazione, un racconto, piuttosto che invece esercitare il suo ruolo fino in fondo? Lo facciamo attraverso un sistema di verifica. Quando io ho avuto un periodo della vita in cui ho fatto un po' di politica, quando iniziai, le persone più grandi di me, che io mi ero scelto come punti di riferimento, come modelli, mi dicevano che la politica parla per atti, ossia tu misuri la qualità di un amministratore, di un politico, attraverso le leggi che fa approvare, attraverso le delibere, nel caso degli amministratori locali, che sceglie di portare avanti, e quando sono approvate lui ne è il padre o la madre. Quindi invece adesso questa abitudine, che era un dogma in passato, si è un po' dispersa, per cui prevale la narrazione sull'atto, ma dobbiamo ripristinare questo esercizio di verifica per capire se quello che abbiamo davanti, o che abbiamo votato, che stimiamo o che non stimiamo, ma comunque è uno strumento di misura del suo lavoro, quali e quanti atti ha portato all'approvazione. E questo è il modo per misurarlo, se no è solo narrazione, è solo una serie che magari funziona in streaming ma non funziona nei confronti del cittadino. E poi bisogna smettere di cercare chi ci dia il permesso di essere liberi, perché a volte la tendenza a conformarsi ad un gruppo, perché chiaramente se non ti conformi vieni isolato, vieni rifiutato, scusate, non notato, quindi paura di cui parlavo prima, fa sì che la persona, pur di non esserlo, accetta, pur di non essere giudicato, pur di non essere isolato. Quindi bisogna avere il coraggio di essere autentici, anche se gli altri non ci approvano. Bene, io mi fermerei qui. Però io vorrei leggere quella bellissima lettera che tu hai scritto e che si trova alla fine del libro. Permettetemi di trovarla e soprattutto di togliermi gli occhiali, se no non ci vedo. Sono solo così di bellezza. No, non sono di bellezza, però senza questi non ci vedo da lontano. Invece, senza occhiali, ci vedo da vicino. Una lettera da leggere. Guardate che è bellissima questa. Ti scrivo senza sapere se ti riconoscerai. Non so se ti chiamerai Anna, Marco o nessuno. So solo che un giorno hai smesso di chiederti se la tua voce ti apparteneva davvero. Hai imparato a dire va bene, anche quando non andava bene affatto. Hai rinunciato a discutere per non essere giudicato difficile. Hai confuso la gentilezza con la resa, la pazienza con la paura, l'amore con il bisogno. Non è colpa tua. Ti hanno insegnato che la libertà è una conquista rumorosa, mentre in realtà è un gesto silenzioso. Scegliere anche quando nessuno se ne accorge. Ti hanno fatto credere che la dipendenza sia tenerezza, che il silenzio sia equilibrio, che l'adattamento sia maturità. E tu ci hai creduto, perché credere è più facile che perdere.
Non c'è niente di più manipolabile di chi desidera essere amato. Eppure, proprio lì, nel cuore dell'inganno, si nasconde la salvezza, la possibilità di tornare a scegliersi. Ti auguro di accorgerti di quando ti annulli. Ti auguro di dire no, anche tremando. Ti auguro di guardare chi ti parla e chiederti: queste parole mi nutrono o mi svuotano? Quando smetterai di chiedere il permesso di essere te stesso, non avrai vinto sugli altri, avrai semplicemente smesso di obbedire a chi non sei più. Per me è bellissima, Arrigo, e ti faccio i complimenti per questa lettera. Bene, grazie di tutto, grazie dell'attenzione. Penso che siamo rimasti. Grazie. Sì, mi ero dimenticato il telefono. Vabbè, buonanotte, siamo alla fine. Grazie dell'attenzione, scusate se siamo andati un po' lunghi, ma l'argomento ci appassiona sempre quando ci troviamo in queste situazioni. Quindi grazie davvero e buona giornata a tutti. Grazie anche a te, soprattutto a te.